Dopo i danni provocati dal maltempo non c'è pace per i residenti e gli imprenditori di Monte di Malo. Arrivano gli sciacalli. Un gruppetto di persone a bordo di camper erano già stati segnalati dai cittadini alle forze dell'ordine per il loro comportamento sospetto nei pressi di abitazioni e capannoni dove sono state ammassate le masserizie danneggiate dall'acqua e dal fango negli scorsi giorni. Sarebbero già spariti oggetti ancora di un certo valore residuo su cui si attendeva la ricognizione dei tecnici delle assicurazioni per stimarne i rimborsi. La voce sui mezzi utilizzati dagli sciacalli era già circolata in paese. La loro presenza questa mattina è stata segnalata al sindaco poco dopo l'alba da un residente nei pressi della zona industriale. Un noto centro commerciale d'abbigliamento aveva stoccato all'aperto 4 container di merce danneggiata e nei pressi si era fermato il camper sospetto. Il sindaco, pur avendo immediatamente mobilitato la polizia locale, è stato il primo a giungere coraggiosamente da solo sul posto, ma la situazione si è fatta subito pesante. Ho cercato di parlare e di chiedere i documenti qualificandomi prima come sindaco del comune di Monte di Malo. A quel punto c'è stata la reazione verso di me, accerchiandomi e minacciandomi in vari modi, fotografando le mie auto e dicendo che sarebbero venuti a trovarmi. Ecco, siamo in un paese civile, o almeno lo credevo, nel senso che per certa gente non ci sono regole. Io devo far rispettare le regole nel mio territorio e come le rispettano i miei cittadini, li devono rispettare anche loro.